Pronto? Sei Alessandra? Sì, chi sei? Ciao, sono Ugo Baldolino della Sony. Pronto? Quindi? Ciao, sì, sono Ugo Baldolino della Sony. Sono il manager di persone importanti. Ascolta, è arrivata voce che tu sei molto brava a cantare. Oddio, da chi? Da Davide, da Davide. Sì, esattamente. Pronto? Alessandra? Sì, ascolta, se magari mi vuoi far sentire anche proprio 20 secondi così proprio buttata, giusto per far vedere, perché comunque noi adesso stiamo registrando, quindi se per 20 secondi anche 5 così uno puoi cantare, così almeno iniziamo a vedere un po' la voce come è impostata e al massimo possiamo con un provino o magari non so, molte altre cose. Sì, adesso sto lavorando, nel senso... Sì. Mi hai fatto un po' la sprovvista, anche perché... Sì. Devo cantarti così 20 secondi? Sì, sì, non so, cantami Azzurro o qualcosa, non so. Azzurro? Sì. Penso che un sogno così non ritorni mai più. E all'improvviso venivo lontana, non esco più. Volare, cantare, e tu, istinto. Vabbè. Ma ascolta, ma guarda che comunque io sono Giuseppe Ferreri, ciao. Guarda che hai una voce bellissima. Davide, Ma pronto? pronto? Guarda che, ciao, io sono Giuseppe Ferreri e Ugo Baldolino è il mio manager, ma sei bravissima. Dai, pigli per il culo. Ma guarda che se vuoi possiamo fare anche un duetto con Tiziano Ferro e anche con Carmen Consoli e guarda che viene un bel duetto. Pronto? Sì, Alessandra, guarda che sei bravissima, ma se vuoi ti presento da Simona Ventura e vai lì, canti e fai benissimo. Pronto? Pronto? Guarda che sei bravissima, canti bene. Dai, Davide, sono qualcuno, chiunque sia. Dimmi, sono Giusy. Guarda, però non puoi ridere, non è che perché 2 anni fa vendevo il pesce alle lunghe e facevo la commessa, la gente può ridermi in faccia, Pronto? Pronto? Guarda che se vuoi ti passo anche qualcun altro, Sì, mi passi Maurizio Costanzo perché... No, guarda, c'è qui con me Autopolino perché esiste, la gente non lo sa, ma esiste Carmen Consoli, scegli pure. Maria De Filippi... Non c'è Maria non c'è anche perché la concorrenza, io sono di Rai 2, Ah, va bene. Ti passo Carmen o Topolino, scegli tu. Passami Topolino, che mi sta simpatico. Oh, ciao, come sei Alessandra? Tutto bene? Davide, io devo lavorare, sai? Ma io sono Topolino, non sono Davide. Vabbè. Oh, ti passo Giusy? Topolino, non essere imperdicente. Davide? Dimmi. Poi, come stai? Tutto bene, ma ascoltami, Madonna mia. ma vuoi sentire anche Carmen Consoli qua, visto che ci siamo, ti ho fatto conoscere Topolino? Alessandra, ci sei? Guarda che le penne stanno finendo, Ma ascolta, ma tu vuoi cantare e non conoscere Giuseppe Ferreri? No, niente, basta, mi ritiro dalla mia carriera. Ma ascolta, ma sei bravissima, ma io ti chiamo Morgan e ti fa subito il contratto con la Maionchi. Grazie. Ma ascolta, ma ti posso... Guarda che guarda, l'hai sentito, c'è anche Carmen Consoli, se vuoi c'è una parola di burro. Narcisa,
parole di burra si sciolgono sotto la metà. Allora Carmen, però non fai anche tu l'impertinente, né? Devo lavorare. Ascolta, però invece di andare a lavorare potresti benissimo cantare insieme a Giusy Ferreri, a Carmen Consoli. Guarda che c'è anche Pino Daniele, se vuoi ti posso tutti, perché tu non ci credi. Dai ragazzi, ti devo lasciare perché devo andare a lavorare. Ma ascolta, ma io sono Pino Daniele e invece no. Guarda che non capita tutti i giorni di Perché c'è l'accento napoletano, però fallo meglio. Allora, io cosa ti sto dicendo? Io sono Pino Daniele. Tutti mi fanno dove sono i tuoi occhi, la tua bocca. Alessa, Dimmi. allora, Dici. allora, lo facciamo questo duetto, sì? No, preferisco servire i tavoli. Ma guarda che io dicevo così 2 anni fa che stavo facendo con l'S lunga col contratto e poi tutte le penne, le catene le avevo tutte io e poi è arrivato novembre e ho detto ciao l'S lunga. Pronto? Ma ascolta, ma se cantiamo iniziamo noi a cantare tutti insieme cantare pronto? Felice di stare lassù. Ma ascolta, ma io te l'ho detto, te lo dice ora che fino a 2 anni fa alla casa a dire grazie, arrivederci e dava gli scontrini e poi basta, ho detto basta. Ma ascolta, ti passo Ugo. Ma ascolta, ti passo Ugo, Alessandra, ti passo Ugo. Fammi salutare Ugo, va? Allora ciao, visto che non ci credi, comunque qui ancora che io faccio la commessa deve finire, che qua non ci crede la gente, io sono come Laura Pausini, Va bene, dai, va bene. Pronto? Ascolta, sono accerchiato da gente famosa qui, stiamo aspettando te. Dai, allora... Vabbè, ma i pizzi si fanno attendere, quindi devi aspettare giusto ancora. Allora io ho fatto 2 anni di carriera e questa qui si sveglia che io devo aspettare lei, Vabbè, basta, mi avete già fatto il contratto. No, guarda che il contratto è ancora tutto da fare. Guarda che comunque nel contratto ci sono tantissime clausole bellissime che attendono solo te. Sì? Sì. Nella serie siamo convenzionati con lo yacht per andare in Costa Smeralda. Sì, guarda che no, ma davvero. Guarda che le vacanze, guarda che Giusy Ferreri le vacanze le fa a Zapponeta. Sì, allora cosa ridi tu? Non è che se la gente va a Zapponeta. Che devo andare a lavorare, ci sentiamo poi. Guarda che comunque, cioè, ti possiamo anche richiamare perché hai proprio una bella voce, Va bene, grazie, aspetto la sua chiamata e... allora, però questa qua è proprio impertinente, Ciao! Alessandra! No. Non